Benvenuti a un altro appuntamento con Chiesa e Città, assieme a Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, presenza fissa. Abbiamo Don Fabio Visentini, che è il responsabile dell'ufficio Scuola e Insegnamento Religione Cattolica della Diocesi di Trieste. Grazie Don Fabio per essere tornato nei nostri studi, anche se indirettamente, perché l'ultima volta che ci siamo visti eravamo su in fiera, quindi è passato un po' di tempo, ma insomma è sempre un piacere averla con noi. Oggi l'argomento lo intuite, parliamo appunto dell'insegnamento della religione. È tempo di rinnovare le iscrizioni o comunque di iscriversi. Io, non avendo figli, queste cose non so tecnicamente come definirle. Comunque è il momento delle iscrizioni alle scuole, ed è il momento anche di scegliere se includere anche la religione cattolica tra le materie dei ragazzi. Com'è cambiata, Monsignor Trevisi, com'è cambiato il concetto di insegnamento di religione cattolica nelle scuole? Occorre anzitutto dire che l'insegnamento di religione cattolica non è il catechismo che facciamo nelle parrocchie, ha una valenza culturale, e noi sappiamo quanto è importante, e questo vorrei dirlo per tutti, anche per le persone che non sono credenti, riuscire a cogliere il valore culturale della religione cristiana, in particolare della religione cattolica, che ha disseminato di segni, di simboli, ma di strutture, di istituzioni, la nostra cultura e il nostro territorio. Questo non vale per la letteratura, questo vale per l'arte, e questo vale però anche per tante modalità del nostro vivere che hanno ricevuto nella storia un grande impulso e una grande strutturazione, proprio anche ispirandosi alla fede cristiana. Per cui l'insegnamento della religione cattolica ha anzitutto questo valore culturale di riuscire a dare dei codici interpretativi del mondo nel quale noi viviamo, in Italia e nell'Europa, ma anche, diciamo così, la seconda grande versante è quello di riuscire anche ad aiutare a avere quell'alfabeto per decifrare il senso, il valore della vita. Per quanto riguarda invece, Don Fabio, l'ufficio scuola, di che cosa esattamente si occupa? L'ufficio scuola si occupa del reclutamento e della formazione degli insegnanti di religione. La formazione di base si svolge generalmente a quello che viene chiamato Istituto Superiore di Scienze Religiose, che corrisponde a una laurea quinquennale. In Italia, nelle facoltà statali, non c'è un corso di studio equivalente, quindi ci sono queste università, chiamiamole, che sono gestite dalla Chiesa Cattolica. Gli insegnanti poi chiedono, o almeno chi fa questo corso chiede di insegnare, e poi viene considerato, valutato chi comincia a insegnare, e poi viene accompagnato dall'ufficio scuola in questo compito impegnativo che richiede una formazione continua. E l'istituto è aperto ai laici e anche ai sacerdoti, desumo, cioè non è automatico che mettiamola così, non è automatico che un sacerdote sia abilitato, usiamo questo termine che è molto burocratico, mi rendo conto, sì. All'insegnamento. Non è precluso l'insegnamento della religione cattolica e quindi la frequentazione dell'istituto ai laici. Questo istituto di per sé non è frequentato dai preti, che generalmente hanno un percorso diverso, però è vero, non automaticamente possono insegnare religione cattolica. Occorre che nel loro percorso ci siano quelle discipline professionalizzanti che caratterizzano l'insegnante. Quindi, se nel corso di studi ci sono queste discipline, potrà insegnare. Il Vescovo, e proprio recentemente, ha chiesto che anche i candidati al presbiterato possano seguire questi corsi in modo da essere pronti all'insegnamento. E da un punto di vista, non so se ci sono già numeri eccetera, ma diciamo
per esempio per quanto riguarda l'anno scolastico precedente, com'era la situazione a Trieste? Per quanto riguarda l'avvalersi della religione cattolica, sì. Diciamo che in questi anni c'è stata una tenuta, anzi a un certo punto c'è stata addirittura un'inversione di tendenza e un aumento degli avvalentisi nelle scuole superiori, dove la percentuale era più ridotta. Purtroppo c'è un assottigliamento delle percentuali alla base, cioè nella scuola d'infanzia, perché ci sono molte persone che vengono da altre culture, generalmente non sanno di cosa si tratta e pensano che sia qualcosa che è riservato ai cattolici. Che sia la vecchia dottrina, come la chiamavamo noi. Sì, magari ci sono alcune zone in cui la gran parte dei bambini sono stranieri. Penso che non sappiano, però, che 40 anni fa era diverso l'assetto dell'IRC. Però un po' è rimasto questa idea che a scuola si fa qualche cosa di tipo catechismo, invece di quello che prima diceva il vescovo. Ecco. E certe volte anche l'ambiente, non so, la segreteria, eccetera, non è favorevole a questa, c'è ancora questa mentalità, diciamo, ecco, di legare l'insegnamento della religione cattolica alla confessione cristiana cattolica. Ecco. Qui come si lavora, Monsignor Trevisi, su questa problematica, insomma, perché in fin dei conti è una problematica. Non è un problema, è una problematica. Allora, anzitutto occorre parlarne e occorre capire anche di che cosa si tratta, ed è quello che stiamo cercando di fare anche adesso, per esempio. Io poi così suggerisco che è anche bello in diversi contesti spiegare se vogliamo l'integrazione, ripeto, non si tratta di chiedere alle persone o forzarle addirittura di passare alla religione cattolica, ma però di offrire la possibilità di capire dove sono e di capire anche il mondo che ci troviamo attorno. Per cui la scuola è una delle modalità migliori per l'integrazione e riuscire anche a dare quelle categorie che consentono di comprendere il mondo nel quale ci si trova, per cui dal punto di vista culturale, perché poi quegli stessi bambini e ragazzi, ripeto, affronteranno materie che sono dalla letteratura alla storia dell'arte, soltanto certo, per fare alcuni esempi, che sono intrise anche di questi riferimenti. Ma io lo ripeto, anche tante strutturazioni del nostro vivere sociale hanno una loro storia che si intreccia con quella della comunità cristiana. Allora, nella laicità della scuola però c'è questa disciplina per la quale ci si può avvalere. La prima cosa è l'informazione. I vescovi hanno scritto anche un messaggio no? Sì. Con il quale si dice appunto, si incoraggia di avvalersi di questa possibilità, proprio per lo ripeto ancora, da una parte la valenza culturale e dall'altra parte anche che noi lo vediamo come siamo in un mondo che talvolta è povero riguardo al senso della vita. E noi vediamo quanta disperazione, vediamo quanta fragilità, e questo vale in tutte le generazioni, è un problema intergenerazionale. Allora accompagnare anche i ragazzi, anche i bambini, i ragazzi e i giovani dentro questa ricerca di senso che ha anche l'apertura all'oltre, al trascendente, a Dio, certo attraverso la Sacra Scrittura, però nel programma dei vari anni dell'insegnamento della religione cattolica ci sono anche dei capitoli che riguardano anche la conoscenza delle altre religioni. C'è nel testo, credo sia il testo proprio della conferenza episcopale, no? Dice: i docenti di religione sono testimoni di speranza, uniscono la competenza professionale, l'attenzione ai singoli alunni e alle loro domande più profonde. Io ricordo che già
quando io frequentavo, non si dovrebbero mai fare casi personali, però se i casi personali aiutano non vedo perché non si debbano fare. Già quando io frequentavo soprattutto gli ultimi 3 anni del liceo classico, l'ora di religione diventava più un momento in cui discutere, quasi, come posso dire, quasi facendo le funzioni di quell'ora di educazione civica che nella scuola italiana non si è mai capito che cosa fosse. Insomma, adesso non so, sono passati parecchi anni da quel momento, però già lì in luce c'era una sorta anche di evoluzione dell'ora di religione. Diciamo che in quella stagione forse l'insegnamento della religione cattolica era meno strutturato dal punto di vista delle indicazioni didattiche. Ecco. Probabilmente sì. E adesso è molto più strutturato e rimane però questa interattività. E l'insegnante di religione è un insegnante particolare sotto molti punti di vista. Uno è questo di essere costretto, siccome la sua disciplina non ha lo spauracchio del voto, deve interessare l'alunno. E deve anche ancorarsi al vissuto dell'alunno. Quindi c'è un'interattività e un procedere anche dall'esperienza degli alunni, veicolando però dei contenuti, diciamo, che sono quelli concordati tra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana. Ecco, Ministero e Conferenza Episcopale Italiana certo. Stabiliscono, diciamo così, i programmi, anche se magari sono concordati, diciamo, sì. Ok, il termine non è correttissimo, ma questo è. Ed è, poi questo lo chiederò anche a Monsignor Trevisi, ma proprio immagino, un conto è insegnare, atteniamoci alla terminologia, insegnare la religione alle superiori, un conto è insegnare alle medie, un conto è insegnare alle elementari, cioè si incontrano i vari gradi anche di maturazione di un ragazzo e di una ragazza, tenendo anche in considerazione che non tutti maturano allo stesso modo e non tutti maturano negli stessi anni, quindi voglio dire c'è anche un fattore psicologico da parte dell'insegnante, deve intercettare i cambiamenti al pari, se non per certi aspetti più degli altri insegnanti, proprio perché c'è maggiore in ogni caso libertà di argomenti, ecco, insomma, diciamo. Allora, certamente in questo percorso occorre poi includere anche l'infanzia, no? Sì. Quindi ci sono dai bambini molto piccoli agli studenti che insomma finiscono le superiori, quindi il percorso è strutturato secondo le caratteristiche degli alunni e l'insegnante a maggior ragione deve conoscere il modo in cui vivono, quello che loro guardano, fanno, per poter appunto intercettare il loro vissuto e legarlo poi ai contenuti della disciplina. Lei ha insegnato religione, tra l'altro, no? Sì, io ho insegnato religione alle superiori. Purtroppo adesso non ha potuto venire qua all'ultimo minuto un insegnante di religione, gran parte sono dei laici adesso, però io per diversi anni è stata per me un'esperienza molto bella, per cui l'essere immersi con degli adolescenti e quello che si stava dicendo adesso, anche cercare di intercettare i loro interessi, i loro vissuti, e però dentro una prospettiva di una proposta, che è una proposta per cui la lettura di un testo biblico piuttosto che quell'interazione, quella riflessione e quel confronto anche con tante altre istanze culturali. E diciamo che è un'esperienza arricchente perché effettivamente gli adolescenti non ti consentono di recitare semplicemente una parte, ma sei costretto a dire davvero le cose in cui
che tu hai capito che sono davvero importanti. Stavo dicendo in cui tu credi, ma non vorrei adesso, ecco, perché effettivamente è sul piano culturale e non è il catechismo, ma dall'altra parte l'insegnante, come nella citazione di poco fa dai vescovi, l'insegnante della religione cattolica è anche un testimone di che quello che sta dicendo lui lo ha approfondito e ha anche colto che c'è un senso per la propria vita. In questa presentazione culturale evidentemente c'è anche l'interazione con altre discipline scolastiche ed è quello che anche qui a Trieste ho trovato molto bello, di insegnanti di religione che collaborano con altri insegnanti in una progettualità che mostra come la religione non è semplicemente un cassettino nella cassettiera degli argomenti, ma invece interagisce e ha a che fare con tutto, addirittura anche con le scienze. E se ci sono stati degli equivoci nel passato, oggi noi invece riconosciamo come questa interazione, questo confronto è assai fecondo. Per cui è un'esperienza per me che è stata molto significativa, e c'è anche qualche episodio che giro per le strade di Trieste e mi è capitato di sentirmi chiamare ed erano degli ex alunni che magari passano da Trieste o erano a Trieste perché frequentano l'università o i centri di studi rinomati dal punto di vista soprattutto scientifico che sono qua a Trieste. Un'ultimissima, abbiamo ancora tempo solo per un'ultima riflessione, vediamo se riesco a porla anche bene questa domanda. Un conto è l'insegnamento della religione a scuola poi c'è il modo in cui la Chiesa si occupa dei giovani, per esempio tramite gli oratori, tramite anche l'attività della parrocchia stessa. Lì che differenza c'è? Lo chiedo a lei perché so che lei è un organizzatore della vita della parrocchia bravissimo, questo me lo hanno, ho le mie fonti. Ci sono anche altri che organizzano con la vita della parrocchia, ringraziando Dio, altrimenti non potrei farlo. E anzi, lo fanno soprattutto gli altri. Ecco, a questo proposito, per quanto riguarda i giovani e la realtà giovanile, adolescenziale, eccetera, che generalmente ha finito il percorso dell'iniziazione cristiana, cioè dopo il catechismo, e non è tanto facile intercettarli, ecco. E nella mia parrocchia, questa è l'esperienza della mia parrocchia, le parrocchie di Trieste sono molto variegate in questo ambito. E è possibile un accompagnamento di tanti giovani perché ci sono tanti laici che collaborano. Questo è il succo del discorso, perché anche se sono diversi preti che lavoriamo a questo, ci sono anche tanti laici e non ci sono altri modi per farlo, perché non si possono parlare ai giovani così in modo massivo, occorre un rapporto personale e seguirli, diciamo, da vicino. Facciamo un'ultimissima domanda. Le chiedo di essere rapido, Monsignore. E dopo? Vuole dire, dopo la scuola? Beh, c'è la vita cristiana e poi sì. c'è che la formazione, la cultura va avanti, per cui è bello che poi c'è anche un'autoformazione e c'è una comunità cristiana che offre tante occasioni per alimentare la propria fede e anche, ripeto, per riconoscere che culturalmente l'apporto della Bibbia, l'apporto della comunità cristiana interagisce ed è una ricchezza e una risorsa. Chiudiamo qui questa puntata, grazie a Monsignor Trevisi, grazie a Don Fabio Visentin, buon lavoro ad entrambi, ci vediamo la prossima settimana.